Io terra qua, uno si carica. Qua sì, sì. Qua. Tieni un canale in mezzo alla testa da caricare. E tieni 80 skate, 80 centimetri insomma ai canali. E quanti da caricare? In quanto tempo che avevi da farlo? Quanto tempo volevo arrivare la macchina e via. Quando che arriva la macchina? La macchina non... Sì, quando Perché dopo sti carei, dove andavi? in Fanasa. Sì, Su Monte. ma bisognava stare che io, cioè non avevi un po' 80 centimetri E cubici. voi a quattro uomini. Quanto tempo che mettevi a impennirlo? 20 minuti? 25, No. 20, 25 minuti, 20 minuti. In quanti? E uno? No, ieri Come no? Ma ieri era carino come fratelli, dai. Dai che discorsi, No, quasi che ne vede uno a dire il vero. Ostia, scherzi tu, Ma uno. quando chi aveva più premura qua a macchina so che A ieri. me, quando io prima mi dava sul sente, ma andiamo in uno, No, basta. Io mi conto prima della guerra, prima che arrivasse le Si macchine. faccia contare, No, ma non niente. dire nessuno nuovo. Mi sa ognuno da io. Perché quando che c'è qua parete di un altro, questo mi sto male. Hai ragione. Qua, Perché se un amico l'avevo fatto. Ecco, cara. io lavorava, Guardate, ti Dai. lavorava anche d'inverno e andavi a cavallo. Lavoravo d'inverno e dopo quando c'è la prima stagione di estate venivo qua in Fornara su lavorare qua in Fornara. No, perché qua Sì, mese e mezzo, 2 mesi. 2 mesi stavi fermi e qui non c'avevi skate, No, non era ferie. o era a casa integrazione o era in... E vi pagava a mese, ora come pagavi? La vostra paga, come ieri è data? È andata regolare, insomma, giornalmente. Ma ogni settimana, ogni 15 No, giorni? ogni 15 giorni. Ogni 15 giorni qua, ieri non lo so, a casa. Qua e mi dava buoni. Non riesco io, non riesco io, e ne è, ma parlava di no. Ora buoni qua. Cosa sono sti buoni? Buoni in bottega, se fai da mangiare, insomma, la bottega no. Ma da quale bottega andavi? Non ti danno una fressa. E magari ieri per una che da bottega, io. No. Niente, io davo dei buoni che andavi I da buoni fretta. per tirarsi e dirlo a mangiare, E casa, cosa che portavi? Se uno aveva bisogno di andare a comprarsi scarpe. pescava, una cavassa capelli, no, però mi fa piacere da me schego e mi cuore andare in ospedale a parte era qualcosa. Ma sei andato avanti tanto tempo che dava buoni oppure è stato No, poco tempo, sarà stato 2 mesi, 3. un periodo così, insomma, normalmente pagava il mese. Sì, sempre. Quanto ieri, prima della guerra, pure pensare, quando che aveva qua 20 anni, verso il 38-39, a paga che ciapava al mese, ti ricordi? 60 schelo, 60 skate all'ora, 8 ore al giorno, quanti? 8 giorni. 60 skate, 60 centesimi all'ora. E in 15 giorni quando portavi a casa ora, ogni quindicina? Appunto 60 Bisogna fare schelo. il conto, insomma, io non si ricorda. Sì, mi ricordo. Ma vabbè, ora qua Schiavon cosa? Guido Schiavon. Quanti eri dipendenti? Oh, erano sì 45 e anche 70 siamo arrivati. Qual era il periodo che arrivavi a 70? 70 siamo arrivati, qui era qua, era lì, era Campi. campo E Carei. arriviamo a cosa veniva fuori? Pierre, te, Pierre, me conte proprio, partimo da qua, dal Careo in Pinio. Ecco, una volta impinivo il Careo, Questa qua, in 25 minuti che abbiamo visto che impinivi un Careo, 85 questa centimetri. qua, naso in monte, vedevo. Portavi, spendevi, me conte, come facevi questo Careo? O spendevi, una volta caricato, Qua c'era la macchina, era la macchina. sì, era la E macchina. prima ancora invece? Prima invece era proprio a Spai, si andava su a Spai, Ecco. che si cavava a terra, aveva lo spirito. Ma era sempre sta rotaia che arrivava Sì. fin sopra al monte. Sempre nel monte. E era fatica a spingere, come ieri? Ostia, su per la Spai. E verangiavi uno solo a spingere? Sì, già che ho, Ah, Non è no, quattro. perché è arabo completo. da 3 o 4. E ora
Tutti che spendeva a Rio o uno magari aiutava No, davanti? no, non viene niente davanti, da su le rode, 4 rode. E non era pericolo anche magari qualche giorno tornasse in Rio per Verciapasse, mai capitato? No, E ora portavi sul monte, ma... quanto stavi là sul monte, la terra? oddio, Poi era bisogno, quello era bisogno, io mangiavo subito. Quello che era bisogno, era normale, insomma, normale. dal monte cosa succede? Tutta la macchina, Impastatrice. impastatrice. Ecco, ma questa qua, prima dell'impastatrice, mi pare che io non si ricorda, non la sentivo come che... Impastatrice, ho avuto l'impressione come chi faceva a mano. E faceva il pastore del Mantano. Era dal monte, che spiega bene. Era dal monte, Dai, lo spiego. questo del monte. Questo del monte per educarlo. Questo del monte. E ora, da qua, aveva fatto un pastone, così, un pastone tutta matta. Da qua, Che seria sempre sta crea, sta argilla. Argilla. qua Con acqua, cosa che buttavi? Acqua acqua. e basta. Sì. Acqua e basta. E remenare perché voleva remenare, se voleva fare la signora fare Con niente. cosa si chiama remeno? Con queste baie, con cosa? No, coi piedi, ma insomma, remenare fa il pastone, che ha dovuto con i piedi così e tirava basso un poco a volta, tirava basso, si mette... Quanto largo ieri sto pastone, come mettevi? Quanto Oh. spazio occupavi? Ti paga sì, e 3 banchi, dicono 3 cose portate dei banchi che non aveva moro, aveva 3 banchi. Beh, Mario, quanti se ne facevi a terra? Quanta? Un carrello di roba? Un carrello, aveva 3 pastoni di Manco? tanto o no? Di P? E io due o 3 di questi qua, quasi 2 e mezzo, 3 di questi qua. Questi pastoni per far bisogno. Per fare sta Ecco, e lavoravi su ogni pastone, lavoravi in varie persone, insomma, dentro uno solo. non so se già fare lavoro. Prima si tirava su, Prima no, ma che la tirava sopra e ma la bagnava. E la cusava con i piedi. la stessa persona, si attirava su e si bagnava. E l'acqua dove la toglievi ora? Aveva Pigliare la pompa. con la seccia, cosa che aveva una gomma, cosa portavi? Pompa. Sì, ma l'acqua portavi? E i canetti sotto terra. Che portava l'acqua uno. Ah, gli era già predisposto ora. Gli era posti già addetti a fare il A fare il pastone, pastone. in cui arrivava questi canetti di acqua. Qua che era qua adesso per giocare queste cose all'acqua che veniva sotto. Arrivava qua, Ho capito. dopo arrivava qua. Bisognava andare a pompare però. No, niente, arrivava. Ah, era una pompa automatica, Sì, automatica. a getto continuo. Getto continuo. Ho capito. E con la servia P stroppavi ora? Quello che non serveva più, io qua, Ho capito. bastava. Perfetto. Una volta il pastone, quanto tempo si metteva a farlo? Da cosa vi accorgevi che era pronto? Quando era amata era fissa, È il modo vostro di dirlo. fissa, che era fissa. Amara che a Malta si fissa era Era il fissa. termine giusto che E c'era dicevi. già, adesso per esempio magari 4-5 ore sicuro, A pestare per stare tu quando. e mettere acqua. Una sta persona insomma. Ah sì, 4-5 Ma chi era? Uno adulto, uno bravo, un piccolo, o chi c'è che si metteva? Uno qualsiasi? Che capitale. E come ieri a sta terra? Si è impastrocciata tutto quanto? Era Era difficile, era un lavoro Ma difficile. la terra bisogna sapere, perché la terra è forte ed è leggera. Era che è forte e dopo ha uno sistema, e è leggera sui piedi qua. E qui a Forte invece? E che è forte da fare altre materiali, forati, copi, tutto quanto. È leggera? Roba mondiata, insomma, che dico, roba mondiata, non hai mai visto roba mondiata. No, mise arabo assoluto. Adesso mi ascolto qua e quello che mi dice pensa delle varie qualità ora di terra. E arriva altri che vi accorgevi. E ora diceva qua fa il pastone di roba forte. No, qua minore, mi era che andava a indovinare la terra. io La era sedia era sul No, se la terra minava seglia. più avanti questo, quando ormai diventa più No, 18. qua l'ha partito. Dove avevi imparato tutto? Perché mi ha insegnato parola, invece questa lui che insegnava. Ah sì? E era una bravura questa qua, penso, di andare a capire quella che era a terra. E da qua era il segreto, il trucco per vedere quella che era a terra. E si vedeva subito il trucco, no? Poi quando si andavano sotto un metro e mezzo dopo, si vedevano.
e se colpa, se era forte, dura, era terra forte, se era un po' terra leggera da piede. Capisci come? Che avevi, l'unico modo era a man. Ah, ma Il sempre. vostro segreto, fai man, palpavi, sempre, sentivi. ma sempre. Andavi sotto mezzo metro, un metro, finché tu 2 metri. facevi una Sì. busa, cosa facevi? No, avevo Una carota, cosa? Sì, una trivella. una trivella in sotto. Si chiamava proprio trivea. Trivella. Come chi la muoveva? A man? No, altri, ma. Una bella grossa quando era? Una trivea, Un bel tiravi, buso, un bel buso. e dopo tiravi su. Tiriamo su, se poi va, questa va qua, questa qua la va, e 3 cose su. Io riparavo prima di crompare una campagna e andava via con giù. A quanti eri provinatori? Ah no, no, mi so. Da me fino a anni Santerre, di anni, un altro, insomma, saria Angelo Santea, questo qua. di cognome? Moro. detto Santea. Saria questo. Cioè, avevi un compito importante, porca miseria. O sbaglio? Mi pagavano anche di più così o no? Sì. Cioè, perché se sbagliavi... Se poi portarmi via io per Anche scrivere. era un interesse suo perché quando inclinava a cavare una campagna gli vedeva la quantità che gli era di terra forte e leggera, se come a toro non trova sta campagna per un Sì, appunto, per quello che dico che aveva un sì, che dovevo essere pagato di più. Quindi era tutti conoscenti di terra, Ciao. quindi era pochi vecchiotti più o meno, oppure quello che aveva sentito. È 40. Ti dai su a trivetta, vedi 40. E ora niente qui, non te crompavi se era Taranto. Basta via. Te mi dai giorni, vai. Pericolo numero uno. Per cui quando che viene Masagna, dopo il materiale, ha scoppiato quando. Questo con l'impastatrice. Sì. Ma una volta che non era impastatrice? È sempre stata. È sempre stata impastatrice, sempre? Ma no, mi hai detto che era a man. A mano che facevi il Piere scioccava da qui, no, che discorsi qui. Carato, Il Caranto è il nemico principale, insomma, della fornace. Bisogna darlo via. Ecco. Comunque, insomma, qua tutta la zona che vi passava un po', tutta insomma. Quante fornase, dopo ritorniamo ancora, quante fornase ieri qua, prima della guerra, qua a Casale? Prima erano altri, qua a Schiavone. Era Bertoli, era Camballotto, era Tosso, era... Torso Musestre? Sì, Tosso, era un'altra, Bifi, sì. Cinque Bravo, e Borin, sì. Sì. Però Torso era un altro comune, Sì. Musestre, più avanti. E queste sie fornaci sono andate avanti fin quando? Qua. Perché adesso c'è solo Caberlotto che funziona, a quanto mi risulta. Sì, Qua. il lavoro sì un po', ma non tanto. Neanche a Caberlotto? E dopo, non so, a Musestre, là più avanti, che ne sono altre. Biffi. E Biffi, sì, che ne sia ancora, funziona. Funzionante. Biffis, con la S. Bifis, il professore. Sì. Ma che Sì, dopo a Santa Toninque. Dopo era Gregori. Sì, che era Gregori. Ecco, venendo da Treviso andiamo fin a Musestre, o fin Pivanti, fin verso, sempre Rio del Sil, insomma, tutto il Sil. Come si ricorda, anche da Treviso, chi vi era? Gregori, Da Tognana, era Tognana, Gregori, e dopo era Cavallotto, che era a Santa Toninque era dove? cosa? Cavallotto, che Bertui. era Bertui, che era Schiavone. Schiavone, e dopo Parea, Ed era Torzo, andiamo avanti, no, Borin, Borin, Torzo Tosso o Biffis prima? No, Bifis è tosto. Borin, Biffis e dopo Tosso. e dopo Torzo. E dopo di Torzo chi era ancora? Basta. Basta. No, era un'altra. Ah, ma qui è Quindi tre punti sì, anni che fu. Tre Ponti dove? A Musestre, era un'altra con una. è un'altra fotosetta, sì. Sì, una fornasetta, come si chiamava? Chi sa? Anche questa, ieri era fornasetta, che te mi dicevi che era una fornasetta. No, La mia dopo? Paipa era sì, era mio dopo, no? Era sempre stato. Vabbè, e questa ieri è Fornasi, insomma. Ho capito. Perché sono andato... no, beh, adesso è fermato. E ora adesso siamo arrivati che ha fatto il pastone. È vero. 3-4 ore, quante che hai detto che voleva?
finché era necessario. A Malta, come chiamavi? A Malta si sentiva, insomma. Malta chiamavi, che poi era acqua e Acqua e terra. terra. Malta, si chiamava Malta. Da cosa sentivi manca, era giusta? Che io si sentiva che era perfetta, insomma, che era ormai lavorava, ecco. Bisognava avere una certa esperienza, no? Un paio di mila paicave, insomma, andava sulla terra. Tutto scalzo ovviamente dentro su sta Malta. Andavi scalzi o Tutti quasi scassi, da qua per Mozambique e via dentro. e quindi 2 ore adesso, da un po' che 2 ore. No, non si va in anni. Ah, non sei mai andato? No. Ah, io ero uno privilegiato ora. Cioè, d'altronde. E dopo aver fatto a Malta, dove andavi a sta roba? A seccare. La mettevi sui stampi ora? Stampo. Adesso mi conta un po', È stampo. era come si faceva. È stampo, l'ho fatto così, guarda. Mm. Così e così. Quando dentro a Malta, Con cosa la mettevi dentro? poi man, Ah, direttamente? fai il pastore, ma tac, buttare. Poi allora, una sbancata come? O con una paetta, con qualcosa? E dopo qua, è per tempo. E dopo qua era una stecca, qua era una stecca così, no? Una stecca di cassia, De casia. di casia. Questa qua, io passava, io fa così, qua, e poi io fa così. E via. Sì, Ma io stavo. è stampo, bastava in mano o vuoi una paia? Un No, po'? niente. Due sbancai, ora come? Quanti sbancai? E sono stato poi, sì. preso poi, sai? Buttava dentro, Se me la venuta. Ma dal banco. muccio che avevi? No, dal banco, perché da qua io portavo solo il banco, questo qua era il banco. E ora il banco, Una volta finito di pestar sta Malta, dove portavi? solo il banco, Con cosa portavi? un carretto. Un altro carretto, piccolo, non come questi qua carei. No, un piatto, una piattina, ecco, una piattina che sarebbe Una carioia come? No, sarebbe stato così, ecco. Così era stato. Era Piatta. un carretto dritto con 4 rode sotto ecco, e una bambina per Ecco, qui a Questa caricavi. qua sarebbe stato, ecco, questa qua sarebbe stato, qua era tutta quanta la pasta, E la mettevi via e portavi sul banco. che sarebbe stato. Col carretto la portavi sul banco e dal carretto al banco la buttavi con cosa? Era con Poi man, le mani? e imbragava così, buttava su, Tutto con le mani. c'è pa, questo qua era non devo portare da no, c'è pa, sveglia così, c'è pa una berla, e buttava su. Era bea solida ora sta. Bisogna avere Io non ho mai vista, a volte senza. Vabbè, e dopo dal banco e ora Valtteri ciapavi sempre con queste mani e impinivi sti stampi. non impediva niente, bastava buttarla dentro qua. Su sto stampo. Su questo qua è stampo. Sì, beh, bisognava impinirlo o no? Sì, e fa questo tucchino che tirarlo e buttare già, e che dopo qualcosa di e che dai sa, è come qua. Perfetto. E dopo ora una volta sti stampi dove li mettevi? Intera, a Piera che veniva fuori da qua, perché veniva la Piera qua. Ma dopo quanto tempo? Bisognava salisugare un po' questa? No, era battata subito. Ah sì, era. Subito era battata, dopo stava dentro fuori, insomma, quando che era battata, questa qua è stampo, era battata così, tac, era così intera, no. E stava, non so, 4-5 minuti, finite così. Vestiti dopo aver Una volta chi ciappava così, e buttava in una cassettina, io la impaccava. Io faceva così. E la impaccava? No, io fa così quando io stampo, questo qua è stampo, io fa. Ecco, basta. Ah, io davo col peti ora perché si impaccasse bene. Dopo i passava con la strizza. Esatto, perché era sempre una misura precisa, era 8, la faceva qua, dopo gliela lasciava così, gli ciappava e la saltava E a terra sul banco. E stava poco 5-10 minuti, 15-20 piede e era un'altra, perché c'erano tutte famiglie che lavoravano sui banchi, era i turratei, era tutti che gli aiutavano, perché ciappava mica un banco con moglie, fratelli, fioi, tutti lavoravano quando chi faceva queste cose qua, ora chi anni ha.
E dopo veniva messo sui risi, veniva messo tutti i E piedi. quanto stavi sul banco a sugarsi? Era già pronto una volta buttato Adesso è preciso sapere, quanto stavi? Stava 4-5 giorni intera, per terra. Ma sul banco lì. Sul banco li metti intera di io Prima- mangio. Ne metteva per terra e ne Ah, metteva. prima. Quando che era dentro qua sul stampo, che era battuto insomma, e saltava intera, Terra. per terra. E ora sai si teneva ben in forma. Teneva bello in forma su. E era Pierre, insomma, già pronto. E dopo teneva 4-5 giorni per terra così. Al sole, a piova, all'ombra, Ah, quello così insomma, capitava. e se pioveva, non si rovina. Se rovina, non c'è fa niente ora. O no? Perché- E ritornava a terra di nuovo se si pioveva? Sì, terra si è recuperata, terra basta bascare niente. Ah, ho capito. Perché, ho capito. E i skei, allora, in base a cosa gli eri dati i skei? Che è a base della pietra che era insomma. Alla fine della cottura, allora, quando che era? No, avanti a cottura. Gli contava? Sì, perché quando che era intera così, Stava a 4-5 giorni, me ne detto. 4-5 giorni. Speriamo che non piova. O O no, o a questo punto speriamo che non piova perché se E dopo piove. io metteva sui risi, stava attento, sui risi e metteva così. Uno così, e uno così, uno così, uno così. Ho capito, era La spina pesce. a spina di pesce, si dice? A spina di pesce? Ho capito. E... 4-5 giorni stava all'aperto dove capitava. Ah sì, E se pioveva che abbiamo detto che andava persa. persa. E non potevi mettere un tè o Non qualcosa? sapeva niente. Non Perché? era niente, Non no. era niente, non era te niente. E poi di grisoe. E capitava a piede qualche volta? Ora che... È capitato. E ora cosa facevi? Niente, è perso giù. E invece dopo passati 4-5 giorni mettevi sotto le risse. È vero. Sotto le risse quanto stavi? Sotto il riso piede. stavano 4-5 giorni, dopo io con i caretti menava in sifoni. Sui forni. Questo è il procedimento, insomma. E come che diceva il Tosato, ogni ghiera delle famiglie, insomma, che lavorava su ste... Sì. Cioè, era pare, mare, fiori, anche piccoletti così da tutte te che andava a aiutarli. O no? Sbarra 10 anni? Una volta, parliamo di una volta. e più giovane e basta. Quanti anni avevi? Anche 10 anni? Due. Si sbara e so molesto troppo, so femmina. E ora, sto femmina quanti anni si cagava? Ma ora che ho visto che non vedava 15 giorni, parliamo sempre in quell'epoca quando si lavorava tutto a mano, ciapavi tanto a Piera ora o no? Tanto a Piera gli dai. Non a quindicina. No, a Piera io... Queste famiglie venivano a pagare a Piera dopo? Questi qua venivano a pagare a Piera, no altri invece venivano pagati viceversa, no altri. Perché altri erano proprio dipendenti Sì, perché un altro reparto. con marchette, con tutto. Sì. Ma è come si diceva in termine tecnico giusto, veniva a pagare come? A cottimo? Questi qua? Come si Questi qua diceva? venivano pagati tanto materiale che faceva, tanto ci paga. Sì, ma la parola giusta come ieri? A pagare come? A contratto? Lavoravi? Contratto. Era giusto? Se dice, veniva a lavorare a contratto. Contratto. Cioè, tanto gli faceva, tanto gli pagava. Tanto ci paga. E il tanto che faceva si contava quando che andava dentro sul forno? Sì. E Pierre veniva a contare quando? E contai quando che andava dentro il sapore. E ora gli contava il padrone? Sì. O l'incaricato, insomma? Sì, il capo insomma. Il capo. Non sotto le risse. No, niente. E quando Mi pare di aver sentito dire che passava sotto le risse e gli contava. Andava uno che lavorava da coso. No, niente. Sì, perché praticamente quando... Ma dei volte. No, Bimbo, intanto che sono andato in spiaggia in barca con Yugo, bimbo. praticamente quando che Arisa si è fatta, Io come risale. che era protetta da grisoia, Eh. praticamente A Piera gli era pronta. era pronta, Era insomma, pronta. allora veniva a contare, era questo tocco di risa, era mie, mie piere, e era già asciugare, finire e tutto, insomma, ecco, e veniva a contare anche così tante volte. Ho capito. Comunque io non ho mai fatto sto lavoro qua. No. Io facevo 6... Io ho fatto, ho lavorato dentro i forni, proprio dentro ho lavorato sui forni, prima dopo arrivare il scavatore, adesso lascio il scavatore. È il primo lavoro che l'ha fatto dentro i forni. Sì, il primo lavoro dentro sui forni sono. Si andava a cavartera, il primo lavoro. Dopo si andava anche a cavartera. Cioè, quando che non funzionava...
La prima volta sì. Ecco, ora mi dice che dentro sto forno ora siamo arrivati comunque ste risse, stai sotto ste risse che se ste strico e hai no. Guarda che Non finire pieno. Una tegua, sta attento, una tegua viene qua, una tegua di qua. ah, proprio. Due teghe. Strette. Due teghe. Proprio. Dice così. E però e ai parti cosa che mette dei grigioi? Grigioi. Appunto per riparare. Per riparare l'aria, la piova. Non capivo. È il compito star sotto le risse e desugarsi, insomma. Desugarsi. Sì, sì. Era quando che era bello, si buttava su grigioi, no. Sima e cose, sima e teghe. Quando che era brutto, si tirava tutto quando sarà. E ste famiglie noi capava appunto, oltre che noi capavano i contributi, marchette, che robe ma a tia, niente, bisogna, ma anche quello che capava o no, come era? Ma tiro fuori. Perché so che ogni tanto sti operai si incassava, come suol dirsi adesso, ho letto che nel 1920 Gabrusà ad esempio a Fornace Torso, ho letto su un giornale, vuol dire. Dopo 3 mesi e dopo Non ho mai sentito dire queste lotte, queste battaglie che ha fatto questi operai fornacciai. Io ho letto su. È mai successo? Si operi, lotte, battaglie? E delle volte faceva qua, ma io adesso non ricordo quanto. È sempre stato un cretino di lotta perché sempre al basso l'esigenza era grande, chi vuole tanto lavoro, anche per chi vuole era. Le dice 8 ore, ma non stava mia quella che era 8 ore, sa? 8 ore Io mi ieri. ricordo che era cavare lo scavatore. Dormia dentro su un carrotto, perché era vita. Perché quando chi cavava la terra, gli faceva un contratto 3 mesi cavava la terra, 4 mesi, e più che ne portava via, se no dopo chiudeva il permesso dal comune che a cava, perché era strada ferrata ai carei binari che correva giù alle strade, bisognava levarli. Come qua, correva giù la strada. E ora lavoravi a contratto ora no? O lavoravi, mi interessava sapere, a paga, capavi in quei casi, No, sempre a opera. a vostra, anche se lavoravi 24 ore, capavi compagno? Sempre compagno. Sì, non era stordito. Dove era? Ok. Va bene, ora siamo arrivati alle risse. Vabbè, torniamo indietro. Andiamo dentro in forno adesso a questo punto. Cosa portavi ste risse dentro, ste piere della rissa? Qua cariola. Con una cariola normale? Come? Una cariola. Una cariola, semplice. Quante che ne stava a piere? Un bel mucetto? 30, 40, Anche vuoi cagare nel setto? Anche 200? Basta che non ti caschi, insomma. Basta. E dopo era quello stesso della famiglia che andava dentro in forno o erano altre persone? No, questa è la famiglia. Uno era. Io adesso preparo Nami, qualunque sia. Un operaio, insomma. Sempre preparo. Ecco. Perché in cosa consisteva il lavoro su sti forni? Cassetta 1988 01B. E poi era creare acqua. Cavaia grasso arino. E ripete il discorso della morte, come ho detto, della salute, non ho capito, è morte. Era la morte venuto dentro qua. Ma prima mi aveva detto un'altra parola. La morte dei cristiani. No, per chi lavorava tanto allora gli diceva che... La verità è la famiglia è morte. Ragazzi, siete trovato dove? Sul forno ora, dentro che mi conti, ora arriviamo con la cariola. Mi dice che siamo arrivati con la cariola. Sì, vabbè. Dopo che arrivi fuori, No, è solo per me. Invece di scrivermi mi ricordo così. La cariola, quando sei piede, tante piede, insomma 50, 70, 80, 90, 100, fighe forse che era, dentro. Immagini come era fatto il forno mo. Il forno che ho visto, Il forno sono andato a che- vederlo sotto, tutto tondo. Ecco, Ma non ho capito come che funziona perché. è così. Bisogna entrare dentro qua, che il carro non è dentro qua. E qua ti fai il banco, e ti fai qua una camera, qua un'altra e qua un'altra. Ma io- Qua ti metti una parte cupi e cupi. Ti fai 3 camere.
Tra camere ti metti dentro, forati, copi, come si sono. E ste Piere che fine facevi, scusa? E No? Piere, lo stesso E come... Piere si faceva il banco, che sarebbe il banco sotto qua, ecco qua. No, vi spiego dopo con la stivale. Ah beh, ora boh. Non è così che spiego come che c'è. Ragazzi, Io ho visto che so che sei rotondo, che sei no, ma adesso stiarchi. vi spiego anche il funzionamento. Qua lì era di bocchetti qua così, chi Alto. buttava alto, chi buttava il carbone dei fori qua. Ah, serve per il foro, per il carbone. Poi ho fatto le fotografie, ma non sapevo. Ma siccome che qua c'ho in pennillo, adesso questo qua è il telcoro, qua sotto gli veniva fatto tutti i castelli così dei Piere, del materiale consistente che portasse anche il peso, no? Perché sennò un forato io voi ha messo i piedi, siccome che era un materiale che voi Sempre in piedi. e in nava sua facendo una piera per così, una così, e che altra che veniva su così, e che altra così, gli faceva in modo che colava su il carbone, pettava su questa qua il carbone che era tutto l'altra almacenato, sino andava su, l'ardiva, che si Era spandisse anche, carbone che era ardente. di Carbone ardente che bruciava? Sì. E dove l'avevi fatto bruciare? Adesso vi spiego. Boh. Perché E era un castello, come un che chiamavi? castelli che c'era. Esatto, castelli. E era anche gente, non tutti andava a fare sta roba qua, perché gli erano specialisti che facevano, gli era tre fornisti, perché il materiale doveva essere messo bene, perché succedeva, se era messo male si sbarrava su, si sparava. E faceva sto castello con dei Piere ora. Sì, il Piere. E arrivava fin alto fino qua, nei alto busi. e basso, e tra da questo castello e questo che gli era fatti questi castelli qua, gli metteva il materiale modea, coppi, forati in mezzo Anche qua. Piere? Sì, Piere. anche Piere. Anche le famose Piere Anche, che... sì, queste siamo Piere, partiti. sempre Piere, messe che il fuoco camminasse in mezzo, non sempre impaccare fissi. Ma cosa sempre a toccava a metà, una qua, Piera, una qua, un'altra qua, un'altra da qua, un'altra da qua. Fra i castelli Che qua. sia che si sia sempre tagliai, Ho capito. Che in modo che camminasse. E camminasse. sto carbone, impeniva tutto il castello il No, carbone. hai battuto su una. ma non veniva mia impegno, io lo buttava dentro il primo tempo, che acqua sesso Un poco? Con la sessualità. Io aveva tutto i righe del carbone sopra. Devo rilavorare da adesso. Da adesso, Sempre da adesso. e toglieva su questa sessualità. Mi dava già un mezzo chilo, ma finì a fare il giro perché il forno non ardiva mia tutto, aveva un pezzo solo che ardiva. E che altro per stroppare, come facevi? E qua in fianco, qua sto forno qua, adesso mi faccio, che aveva dei valvole che camminava qua in Ho mezzo. visto per terra che era dei busi. Sì, come- adesso qua, beh, mi arrivo perché già fatto a Neo, qua che c'era un canale, capisci cosa che voglio dire, di tiraglio, no, che andava la famosa ciminiera, in cammina. Però qua che era di fuori dei valvole che lo serrava, questo gli era il tiraglio unico, e lo passava qua e andava fuori per il cammino. E ora cosa succedeva? Quando chi lavorava, per esempio, per non essere in mezzo al fuoco, qua gli faceva a valvola, il cammino tira su, no? Gli stroppava con una carta a parete, gli stroppava con una carta qua a parete e ora il fuoco lo faceva camminare. Con una carta, la stroppare, non si brucia. No, no. Perché? Perché te qua che se io lavorava proprio sotto, ho capito. Lavoravano fuori il forno, dove Io insomma. faccio l'anello così, questo qua è il forno che lavorava così. Qua che Se il forno qua, e qua che c'è la E a ciminiera. me ciminiera questa di sopra però praticamente. No, se- No, anche in parte poi non per mia Piede Gregori. Sì, dipende dall'Hoffman, se è fatto così. E pare che fosse adesso. E qua che c'è il tiraglio qua che viene su qua, per sotto, con un canale così. Qua, è vero? E qua dentro che c'è tutti quanti sti bocchettoni che vanno dentro, che entra dentro qua per sotto del forno. Sì. Per sotto del forno. E qua che c'è varie valvole che chiude il passaggio, capisci? Adesso che lavora qua, cosa è? Se c'era Il fuoco cammina per questo senso qua, per esempio, no? Il fuoco tira e fa questo lavoro qua. Io versando la valvola che entra dentro per qua e cammina dentro su questo canale qua. Va bene. Cammina Adesso dentro. Per esempio, tira dentro per qua, io ricava fuori qua, adesso. E il fuoco si ferma qua a carta, perché io ho aperto queste valvole qua. Il fuoco è un pezzetto così che lavora il fuoco. E io mai va avanti,
cava via qua. E una volta Ed è che- qua, ed è qua in forna, no, ed è qua in forna. Ecco, qua quando gli bruciava la carta, e era che altra che teneva, io aveva sempre un tocchettino le cose, perché il tiraio era verso di qua, gli Verso applicava sempre. so che altra vago e lo tirava verso di là, Capito. capisci? Ma manchi faceva per esempio 4 metri, diceva, metteva la la carta. carta, gli bruciava Che quella carta de- era? Una carta? una carta semplice, una carta di formaggio, La carta del Carla, insomma. sì, carta da pacchi ma grande, insomma, fatta apposta, che tenesse l'aria. E ora io cosa Per facevo? far male. Perché stasse su, era questa che teneva, io rifaceva fuoco qua, voglio dire, qua. Gli bruciava questa, e il fuoco al tiraio tirava qua e teneva su questa, e ora continuava così. Io Lavorava. avanti metteva la carta di qua e la bruciava. Quando chi voleva non Ma voleva è- bruciare la carta anche se voleva, e poteva tirare la vaigua qua, che comunicava con che sia la vaigua qua, che queste vaigua qua, chi passava per sotto qua, bastava chi che ne vergesse una, e attaccava la carta, qua restava, e ora io riveniva avanti, se bruciava la carta e continuava, capisci come che era sempre un tiraio Ho capito. un po' Vedi ancora meglio se... framme. De colo, Paiù, de Paiù. Come ieri, io se ricordi, oh? Ostia, mi ricordo, mi si Cosa, vede. cosa bruciavi di preciso? Come? Seria che cose de Paiù, che Il raise non ora? è che stupa che favi in Paiù, e robe così. E ora io toccava prima fare una roba che passasse per buchetto, dopo e dava fuoco. E faceva una fassina come No, ieri? no, fossi no, Un masso? Masso, tutta roba bassa, insomma. Ma che grandezza che avevi? Sì, la robetta che nasce di roba, lupina. Sempre per quello del Perché era un greco che passava Eh. le sala stava qui. Ma prima che dava fuoco alto era adesso ora, Adesso era già il fuoco, così adesso. Già il fuoco quasi fuoco. permanente adesso ora. Sempre qui, resta sempre qui. E dai a te tol la roba che brucia. Nel caso specifico di sto Paiù, te dai fuoco adesso ora e dopo lo buttava su. Ma La in Pisara. ogni anno veniva spenta. Sì, a chi anni ha, gli era stagionale il lavoro. Sì, sì. Ecco. Poi faceva ora, le legne. ora faceva, non so, un paio di legne che voleva 4-5 Rimorchi di legne. rimorchi di fascine, e faceva una camera che partisse, lo portava in caloria, perché sennò va alto, bisogna che lo volesse portare, non so, a 500-600 gradi, perché il materiale è cotto a 800 gradi, 800, e lo portava alto, che in modo quando che cascava qualcosa da alto, partiva col fuoco, perché io non buttava mai roba impissata da alto, era sempre una roba spenta che dopo acciappava, perché sotto era la massa del fuoco. Già. E una volta che il materiale si manteneva, insomma, che il materiale diventava rosso, Quando veniva rosso e ora si spostava. tramite queste carte chi metteva queste paratie. Materiale da cucinare. Sì. Sì. Diventava il rosso, 800 gradi diventava incandescente. anche la piera. Porco Giuda, si fa venire una certa Allora, gradi. Era come vedete qua, come te vedete? Sì, che era anche adesso. E quanto che mettevi a cucinarsi ora complessivamente, ora, la durata? Come adesso per cucinare un forno così, da qua e là, metteva, non so, 8-9 ore di più. Una giornata? Sì, Una giornata? sì, una giornata, insomma. Un forno che sarebbe di 4 metri, ora circa. Sì, sì. Ho capito. Mettevano- E contemporaneamente su quanti forni si poteva lavorare? Uno solo, una volta se andava avanti? No, che aveva. Guarda, due, sì. Due, Sì, guarda, ma è spazio che lavoravi avanti, così eri, due forni. due forni, due forni. Uno svolava, e era sempre due forni voti. Svolava uno e faceva che altro, contemporaneamente nei porti entrava, uno metteva dentro, uno svolava. E ora, E quanto caldo era? questa qua, quando che gli era cotto questa qua, e ora desfornava, che gli era qui che desfornava. Noi altri invece ci facciamo da qua e impiniamo qua. Ho capito. E se, come si dice, si infornava e si desfornava. Sempre Sempre che andavo nasce- avanti. Stava sempre 4 metri voti liberi. Già vai via, se tanto. No, per Valti mia per me. No, per avanti, dopo in mezzo che lavorava. E mudando gli è sempre moglie e suo, Caldo gli era. caldo Atroce. da matti. Anche perché non c'era raffreddamenti, Non era niente. era solamente il tempo, più o meno era 8 giorni che faceva il giro,
ora chi lavorava a Rodi. Io volevo 8 giorni, hai fatto 2 giri. Sì. Ma sì. E dopo fatto uno, si cominciava, no? Era sempre pieno, pieno. Ma quanto lavoravi sul forno? Un operaio, quanto resisteva a fare una vita del genere? Tutto lì sta, era tutto il periodo. Sempre la stessa persona? Era, No, era niente cambio. certo Era che, il cambio quando diceva mai. E basta. Era una squadra che lavorava 20 persone, 10 era sul conto, No. 10 era, va bene adesso dico, Sì. quanti ieri? 5 sul cotto e 3 davanti del giro. 8, 8. in tutti, 8 ieri. è sempre tutta la stagione Ieri facevi era solo vedere. addetti però a fare quei carico anni faceva No, gli altri. Caricava il forno, era una squadra addetta al forno, insomma, a operare proprio al forno. E era il lavoro più faticoso, penso, Esatto. più pagante. Pagava Cotimo. Ultimamente se non era un lavoro, sì che aveva un gentil più di retribuzione perché era E il lavoro a Cotimo era meglio o peso? Era meglio. Era Ma meglio perché- che era sempre qui. Era sempre quello discorso che più lavoro che faceva più tapava schede, se no era sempre più se no lavoro, non era era che sempre- era retribuito, perché bisognava fare tanti forni, era basato su una giornata, un uomo magari che aveva 3-4 mila franchi. Insomma, non si era diventato giorni nessuno a fare operai dei fornasi. Era uno. Neanche uno che sia diventato paron dei fornasi. Questo sta Paron. Chi ero Schiavon? Io quello paron. Quello pure. Ma sì, che aveva questi operai di Tegnaca ben, cioè per notte che costruiva operai, case operai e attorno. Adesso ti spiego, se tu hai ti spiego. No, con caro Tegnelli, mi sa. Perché Per tenerli più sotto controllo, a come? fabbrica aveva bisogno del personale torno lì, perché quando qui erano queste famose risse che ti metteva fuori il materiale, e era sempre in allarme perché veniva un brutto tempo, chi non aveva mai, era tutto l'accampamento del Era mica che toccava cola. e ora io lì, avendo le famiglie da vicino, le feste, le notte, questo, e andava a fare il giro, io battevo le porte. Ma mica era, sempre lì era. Obbligato. Lui era Le senza. notte, notte e giorno Ma sempre. andava a chiamare a gente o Querzer? Chiamava la gente e la cosa. E ora che era tutta la famiglia che aiutava quello che lavorava lì. E ora veniva io che era c'era. E che altro che Chi era era. lavorare anche io ora? Sì, quando ti capitava di notte che veniva temporale, le sue risse, andavamo a tirare giù queste grisoie che hanno Per altre. proteggere il materiale, Fa perché a presto piova perché stravento se non era e lo più presto si faceva perché comincia sul temporale, bisognava ancora. Che vite, eh? Anche se ieri io sognavo, via via. sì, era una roba che ora Eurica aveva Interesse per avere sto Non si pagava personale. l'affitto di casa, però se era disponibile qualunque. Ma anche qua era queste case da fornase. Ogni fornata Questa è aveva stata una casa che stava. qua per truffatore perché aveva bisogno del mondo. La base della struttura operaia di Zemo che mandava avanti la fabbrica era queste famiglie ora, o sbaglio? Sì. Era le famiglie, Sì. era ora che teneva in piedi insomma il lavoro. Che era il capo, e veniva con gli 2 mesi. Rino, via, mi raccomando il tempo, è molto male mi vede. Arrivo qua. Quello. Rino cosa? Il capo. Mia non è Rino. sì. Cioè, il nome Villa. Sì. Adesso papà del sindaco. La via dopo. E ora lui era in allarme, non poteva neanche tanto allontanarsi. Non domani cosa, sempre cara, era come un mostro. E ora se venivano nuova, chiamava gente, veniva su un temporale di sta, maltempo, veniva spettorare, chiamava tutte le famiglie, andava a tirare su, mica aveva paura. La domenica ho fatto domani che ho fatto neanche andare da Bastiano. Insomma, lei su impresa che dico io, che sai che a volte era per dare due anni. Ecco era, a me parlava, Rino ti stai mettendo, non era a casa, non sta, non stava a mia dice, di piena a casa, la chiamava Bastiano e compagnia da bere, ho fatto di lavoro a casa e era due da me. E scherzi là che li acciappai. Un episodio che si ricorda, dai, provi a pensare, qualche altra che avete visto che si ricorda particolarmente. Poi abbiamo fatto a cena, questo pai, e cominciava con i cavalli, e cominciava con le macchine,
e basta. E dopo le macchine moderne che fa lui, E adesso fa tutto con macchina, adesso tutto automatico adesso. anche al dato no? Però la terra a base è sempre sta nostra terra qua di Asol. Che vuole sempre chi come io che sa distinguere la terra. Che non che sia caranto, che sia terra fina, terra forte come avevo detto all'inizio. Se uno proprio dato, ha detto... Ogni fornase che ha uno o due persone che... Qua quello, Berto qua, Seti, non so. Tu conosci? Berto Seti era Camalotto, era Camalotto, ognuno ha uno insomma. Come si chiama il nome, come si chiama il suo termine tecnico? No, non è tecnico. Come si chiama? Il provatore? Provini. Quello che fa i provini, ma il nome, come si chiama? Provinate. Uno che guida che chiama l'autista, uno che fa il forno, facciamo il fornista, uno che fa i provini, come si chiama? Provinista? Provinate era. Ma Proinato, sì, non è un nome specifico. Anche perché non era mia tutto il giorno che andava a provinare. Sì, ma Se no una volta al mese, 2 volte conforme si andavo che andava a vedere io prima, andava a vedere il parone prima, andavo a vedere te. dopo sta terra restava il paron della terra, cioè il contadin, il fondo. Come era la faccenda? E dopo restava buse dappertutto, così come che si vede qua a Casale? O veniva i querte? No, delle volte Non così era l'obbligo di ritornare all'agricoltura, mi pare di aver sentito. del bisè. Cioè magari di scavare 1 metro, dopo riportare a terra ancora. Un metro, sì, dopo, perché siccome che il suo, dopo fa la squadra, no, per lui cosa cavare a crea, si chiama crea. E ora il padrone ha detto, bisogna che fai la squadra, ora mi toccava fare la squadra, prima cava via 30 schei qua, no? E buttarla qua, sempre in drio così, no? Ma non che andava avanti, fare la squadra, andava avanti e vediamo. Ma sì, no, normalmente a Savi e Buso come che era? Quanto ieri ste vene di crea? Quanto fonda ieri? Conforme. De buona, insomma. De buona, qua abbiamo sempre cavato 1 metro, 1,20 metri, 1,5 metri. Insomma. E dopo trovavi acqua o caranto? No, 40. Dopo trovavi caranto? Caranto, Caranto o caranto? Caranto. Tollo, qua L-O, carantollo. Vabbè. No, perché si vede acqua, che acqua che si vede sui cavi, da dove salta Ma fuori? questa qua è fatta con un altro scavatore mio con mazzi. Tanto più fondi ora. Qui qua è 6 metri, 7. Ah, strega. Anche qui i laghetti che abbiamo visto stamattina. No, lì mi ha Siete moderni qui? Sì, ma comunque, che era anche le famose concessioni che stava a scavare, perché a chi anni ha magari non era in a fondi, ma era dei punti che trovava anche a 4-5 metri di terra. 6 metri? Buona. E ora la trovava che non era canando in ava sotto, Se era fin dove incontrati chi faceva, fin dove chi trovava terra buona, via era perfetto, succede che tante volte che era sti laghetti, ste cave, perché non era uniforme, insomma. No. delle venature. Dove l'ho trovato ad esempio 6 metri in fondo? Dove sei capitaio? Da quello, qua, la spareo? no, qua, da Bortovedo. Era cava. 6 metri. Quanto larga ieri? 6 metri. Per 6 metri e mezzo, perché dopo mi hanno portato a casa 1 metro. Sì, perché erano i famosi scavatori che andavano su a braccio fino a che a portata faceva, e ora Era già in epoca moderna qua? sì, quando andava sotto, se no portava via 1 metro Quando aveva sarà stato 35 anni fa? era già i scavatori però? Sì, 35 anni, perché mi ricordo che a me, che a volte del Bortoletto era. E era di sotto 6 metri e mezzo, che sei in che zona Portoletto? Qua. era a fianco Sì, è vecchia trevigiana. È vecchia trevigiana. È Capanone. Dopo la Gai Querta, È Capanone. cosa hai messo per come che era comoda a Fornase, perché da vicino, qui stesso, perché materiali di scarto? di scarto, e anche una volta chi faceva favore a carbone, non si buttava via, tutto il carbone restava a Carbonea era carichi da portare fuori. E non era buona a utilizzare per altre robe? No, era cenere, insomma, che c'era una cenere del forno bisognava portarla via, che era anche da fare pulizia, ma anche sanità, perché e ora era comoda qua e
sono caretti, Troppo. Lei la fabbrica sola. Ma ho ancora da capire bene questo benedetto groio, perché su ste fornate Ma Ma cosa è? strame, cosa è? topping, come si chiama? Insomma sarebbe la Isca, cosa è? fa cosa no, come si dice? Canè, No, fa come si quel che dice? si impaia careve. No, Strame? strame. Strame avviato così no. E neanche alto, un metro viene alto da terra. Beh, insomma io taglio via, no. Resta il toppino sotto, così toppini così. Tipo era Ise. Cosa aveva con una specie di raise? E ora tira su anche Raise, ora? Tutto quanto tira su raise, tutto quanto tira. Topping. Mancano altri in Toppini. gergo calciatore di toppini di Barena. Toppini da Che c'è fare. strame, che veniva a segare, veniva una volta. Lei segava una volta il conto di io. Quello che restava dopo essere segato, ora veniva bruciato. Sì. E il topping sarebbe prima in sega, quello Prima veniva in segato e sega. fa strame, poi vacche. E dopo resta che tocco, qui vai, io cava su. Ma era un lavoraccio, non scherzo andare a cavare quella, perché i Raise tutti in rappai, In mezzo a Torba. aveva fatto un caiuso e è andato a cavare. No, mi non so mai nato. Ma arrivava, era sti grumi Che era la gente da Veacchia, fammi perché sporcare fotografie. E ora praticamente ste raise e tutto tirava via tutto quanto e ora dopo e a terra che era? Bisognava sbatterla e seccarla. niente, si cavava lui solo così, si cavava con i raisi e basta. Aspettavi che si seccasse ovviamente. Niente. Metteva- Cavava e via. Verde, così lo buttai dentro. Verde, così come era. Brusava, verde. E andava- Pian di acqua che stava dentro sull'acqua. Ma ora che portava qua quei barche tutto quanto. Scuola dell'acqua, la poi una cosa di alta da via così. Perché quello era richiestissimo. Non so se sia combustibile talmente ai massimi, se non so una Anche parte. la parte del Saiso, non so. Insomma, è la stessa che abbia che cosa che brucia, del petrolio, non so ma perché. io bruciavo come non so cosa, come non so insomma. So che andava a basso per quanto li buttava a basso e andava solo come non so cosa. Arrivava quelle barche qua. Per scaricare la barca sotto il tettoia che è grande, che ha visto che il tettoia che si fianco qua. Che barchessa. Che c'è ancora? Ah, qua la vostra della cosa, sì. E ne era anche un'altra prima qua, Rio e Coso. Rio questa scaricava forse. Sì, a scaricare. Rio a rete che ne era. Avevo a casa. Dopo si va a modernizzare. Dopo sarà i scavatori, con una volta che entra dentro i segatoi, che venivano fuori i segatoi, si è sparito tanto manodopera. Anche il forno tutto. qua è, Il forno si è sempre restato. Ma adesso non è più il forno Hoffman adesso. No, adesso gli va... qua è dura, Dice cosa dai i cavalli, i forni, insomma. la cavatera, qua è dura, si cava a unghie di cavalli qua, a unghie di cavalli, sai cosa si vuol dire unghie di cavalli? Cosa vuol dire? A unghie di cavalli si è tanto così, Perché era dura. Il vanghetto si dilatava. Che vanghetto che avevi? Questi qua semplici vanghetti sono normali? semplici, Niente di particolare, questi qua. Qui, Ma era talmente dura che non andava su ora. Cavallo. Maria. Roba, mi volte voy a scappare a casa la mattina avanti di arrivare. E era 1,5 a testa, Come 1,5 a testa? carrello Un carrello e un mezzo. carrello e mezzo a testa. Da impegnare. In un giorno. Un giorno, su 20 minuti. 25 ci mi detto prima. Sì, ma se magari se me... Non mi ricordo che era di 9 anni. Era. Non mi ricordo se di 9 anni. E dopo solo che sono andata via a metà dopo poco. E capito? Man beh. Non vedevo ora mi ne via a metà. Moriva, vedi. Per cavarsi da sto posto? Ma sempre sperava. E invece mi ha dovuto E era un lavoraccio tremendo, insomma. da cani. No, tremendo. Piova, sole.
tutto. Beh, a parte che era stagione, no, era qua piove, a me non lavorai non via. No. Sì, 3 erano. La prima volta dove me ne mandava, la terza volta, guardi e mi sto caro. Era non dannato. Boh, andiamo avanti perché ormai non capivo quasi casai che lavorava proprio famosi per lavorare in fornase, chi era? Era Moro. Allora, questo è No, qua. aspetta, famiglie qua attorno. Famiglie, no, qua attorno, del No, paese no, qua, qua. che lavorava sti banchi famosi, che ho detto che era famiglie che lavorava. Allora, questo qua lavorava, qua No, era case banco. 14. Sul banco fare piede a Allora, qua, mano. questo qua. Famiglia Moro, Moro. cioè, mi diceva che era marito, moglie, fioi, Moro cosa? Moro Angelo, Moro Beppi era il nome. E dopo era Isbara, Famiglia Sbarra, dopo era Tofolo che sarebbe questo, famiglia Tofo, Nino Tofo, Tofolo, che aveva 6 Era anni, con Modesto che era che faceva. Modesto suo fratello, di questo Nino qua. e Modesto Tofo, Sì, era Euricei che aveva però. Dopo era Era uno che non lo- famiglia sua, famiglia Dopo sua, che era nato. Euri era là. un altro lui, cosa, pai, non pai no, Cosa sia? Tony Santea, Tony Santea, Tony Santea. fai. Dopo era una cosa, era come si chiamava, i Tosati, C'era il Battistino, lei aveva. bravo Battestini, Mafalda, era Aquino, cosa era il nome? Hai fatto piede a mano, ma falla. Sì, Faremo sempre più facile a Piere e Mano. sì. Sì, si ricorderà bene come aveva Non fatto. guardo qualcosa. Ma aspetta, una vecchia fornaciaia. E sì, Dio, e si ricorda come li ha fatto. era forte come Non sapeva qua. Sì, so. Dai, una serie, Sì, era. 8 banchi a Schiavon, Che fa Piere, sì, 8 banchi. sì, ne ha fornaggi Schiavon. E dopo gli arrivati a Naia fuori, chi usava, infornava, chi desfornava, chi minava parte e altra, Piere, dopo Perfetto. Poi era una strada. Sì, lo sai di Affonara, no? Sì, lo sai di Affonara, che lì, di Ardia. E era una fiasca lì, una fiasca di raspa. E dopo... Ma dice davvero? E dopo io la gana. No, intanto davvero sempre qua. Lì intanto e raspa tanta. E col calore che era? E niente, non c'è fai così. Ma non faceva perdere forza, se bevo... Ma gli era abituato da piccinini, beveva tutti i suoi famiglie una volta qua. Gli erano tutti abituati. non vedo Era in fornace già quei vecchi e i fiori in casa beveva come i vecchi, era già in pinai insomma. Questo mattino, questo mattino, che era, un altro, ecco, gli è dire, se cade, un altro cucito, De graspa. te raspa, un quarto d'ora, 3 di vino, È su per il monte di. no, Sì, io chi che mai. Forante, già si fuoco, Ma tutti andavano a lavorare con su bottiglietta di vino. Che mi ricordo che Bottiglietta va bene. bottiglietta da litro e dopo che era sempre quello pronto che andava in osteria perché era osteria pronta qua. Cioè, ma Ero 2 o 3 volte al giorno quanti scali spendevi del vino? Perché c'era quello da dire. Era bei conti. E vengo io avevo del debito, ma abbastanza. Cioè, perché non lo regalava mia, neanche una volta. Cioè, il lavoro era pesante, beveva e pareva di sentirsi più forti, ma poi a spaccare montagna che bevo un po' di vino. Per un giorno, ma dopo... Se un giorno, No, vuol dire... guardo, No, per un giorno te faceva... a volta, Ho capito. E mangiare invece cosa mangiavi a mezzogiorno? raici, fagioli, Le portavi via da casa, una pignatea, cosa? no, mi era fornato. No, ma una volta Da mangiare. io portava da Mi casa. portava da casa, mi portava da casa. Avevi un'ora libera? Sì, dai, a mezzogiorno un voto. Ora che era sua mamma o sua moglie che partiva da casa con la borsetta, con la pignatea che portava il mangiare. erano tutte queste donne che, tosatei, che arrivavano con la bicicletta mancava 5 a mezzogiorno con tutte queste borse e ora le staccava o andava
padre il fiolo, moglie Mario, e si sentava, noi erano miei amici e si sentava... intera, anche Dio fossi a Dio scarpato. Cassetta 1988 02A. Funziona? Sì. Basta struccare un bottone solo? Sì. Questo qua mi tradisce, spesso sento carte. Vabbè. Beh, insomma, che dicevo, il fuoco fa partire parte così. Dopo cosa subentra? Subentra che quando che io riverre vai, carica da Drio viene caricato, faccio partire e ogni forno mette una carta, ogni forno conforme, li mette a carta, però il fuoco scommessi a il forno tanto di più, non sei dito che... Il forno che va avanti 3-4... Sì. Complessivamente, insomma, se anche 3-4 valvole? Sì, dopo io riporto a caricarlo fino a fare tutto quanto il giro, insomma, dal forno, lo carica e io arrivo avanti, ma manchi così, non starà fermi finché vede che il materiale è cotto, non si mi ha detto se ben via, io metto per esempio 4 ore fermi, sennò gli tocca stare anche sì e finché non si invia. Perché non si mi ha detto se il materiale è effettivo umido, io metto anche di più, non si mi ha detto che tante volte è effettivo umido. Ma qual è il materiale? Sempre quello che inforna pierre, modeato, forati, quello che sia. Modellato cosa intendi? Modeato sarebbe come il coppo, la tegua, il forato, non so, l'interposto, forato, che robe ha si chiama modeato. Invece il mattone, il coso, il mattone sarebbe greso, insomma, sarebbe un materiale più greso. Il modellato sarebbe... Io insomma più o meno, scordo bene. Sì, ma adesso voglio dire, io una volta ho fatto il giro, per quello che dico che i desforno, adesso il forno, da qua i cava via, no? I desforno adesso che si è cotto. Ed è in forno, per quello che dico che a carta io rinise che si attacca il fuoco che si brucia a carta. Il fuoco è qua, io dice già parte lei, col giro. Dica, tieni, vai qui, la carta che ha la funzione solamente di chiudere, esatto, ma se lontani dal fuoco. E dopo cosa c'è che succede? Faccio... Sì, no, mette a carta e parte di A, adesso per esempio viene avanti col fuoco, poi che ha fatto fuoco, sopra qua. Quando chi si è lontani, per esempio 12 righe, 4 forni, faccio per dire, passa 2 giorni, e io ride... Ah, che mette così tanto ora a cucinarsi? No, cucinare gli mette 4 ore, ma io riga una settimana del tempo a fare l'aneo. Ma va di notte e giorno? Porca miseria. No, una volta acceso, se perché il problema della fornaca che era da spegnere il fuoco, non si fa sì, insomma, è un complicato, insomma, il forno... Cioè, se fatica a accenderlo? Esatto. Innanzitutto. Accenderlo e dopo magari per quello li faceva lavorare anche a certe ore, così spaccava macchine e robe, che aveva sempre materiale da cucinare perché io poteva rallentarlo e aumentarlo il fuoco, ma fino a un certo punto perché stare se anche non butta giù niente il muore e butta giù e si brucia. Il fuoco bisogna assarlo, sempre esatto. Con il materiale dentro. Con il materiale dentro, ora perché io tante volte che toccava fare ore straordinarie per dare posto al forno, era un problema anche sulle feste. Sulle feste di dare posto al forno, ora rallentava il fuoco, al minimo. Ma io aveva da avere 2 giorni ho spazio per andare perché vuoi o non vuoi, bisogna che te vai via. Un fogante sola sempre che toccava? Sì, a 8 ore al giorno gli era intercambiabili. Anche a festa? Sì. Festa, sempre, controllare il fuoco. Notte, sempre. Sempre. Questo per quanto tempo andava? Tutto l'anno ora? Tutto l'anno ultimamente qua, e quando era stagionale. Con i forni così? Sì, 7-8 mesi si non stagionale. Quando che erano quei forni qui? Ma anche ultimamente qua io così, insomma, anche quando chi cava via i cammini, chi che non ha fatto altri sistemi di forni moderni che entrava dentro con macchinari, con i carei, che ora il fuoco è fermo, entra dentro il careo, passa il careo e va fuori. Ma l'Hoffman richiede sempre questo fare qua, anche se va dentro quei Ma macchine. manutenzione continua sempre notte, cioè del forno, insomma. Sì, e dopo bisogna sempre da tenerlo nel tempo, era sempre tocchi che si distaccava, vede un manutenzione, era un... Quindi anche qui che portai Pierre che aveva dentro, che aveva essere dei turni di notte e giorno esatto. Ma dopo cosa succede? No, che portare Pierre no. Perché durante l'orario delle 8 ore faceva o rifare il posto? Fare il posto, cioè pareggiare. Si dice fare il posto. Esatto, sì, fare il posto. Già pronto In tanti forni già del crudo da cucinare.
E ora io aveva tempo finché io voleva, insomma, sulle 8 ore. E ora aveva perché il fuoco è più lento, no? Basta, lavoravi 8 ore al giorno solo, No, o 8, facevi 10, due turni? conforme a No, i turni velocità. sui forni no, mica mai fatto i turni. Conforme che richiede il I fuoco. fornisti lavoravano un turno solo? Sì, sì. 8 ore, quello Sì. da sole messi fuocanti 24 ore? Sì. Ma si paga di più ora, come paga? Sì, sì. Prima era una categoria più specializzata. Chi sei qua del casale che faceva il fogante? Austria, se suo cugino di più, Come siamo? Benetello Carlo. Carlo. Carlo, si ricorda? Porca miseria, Perché ha fatto hai fatto fuoco qua da Caberlotto? Come ha fatto finto? Fin poco tempo fa? Perché? Dai, Se non in pensione, Se non in pensione. Non c'è un tocco che si è chiuso sti forni così. Di forni così, anche ultimamente schiavon che era dell'81, 82. Sì. Sebbene che era tutta moderna, ma l'Hoffman funzionava. Anche perché dopo, sai cosa è successo qua? Cosa è successo? Io l'ho modificato, per esempio, invece che la curva tutto che entrava con le porte così, se stai chiuse ermeticamente queste qua. E che se sta aperto le facciate che entrava dentro quelle macchine. Ma sempre con i mueti. Chi fornava mezzo pacco a volte che non era più mano d'opera dentro, insomma, andava dentro quelle macchine. Però cosa succedeva? Che io toccavo lo stesso e ora subentrava che bisognava caricare. Ed era suddiviso in 4 il forno. Un giorno faceva Mezzo. mezzo E l'altro giorno mezzo. e gli altri giorni gli altri mezzo. Ovvio, ma insomma questo principio dell'Hoffman è stato usato fino a questi ultimi anni. Caberlotto che continua tuttora in riva al Sile. Non so Sì, se, no. chi non mi ricordo adesso se ha fatto altri sistemi di No, forni. sta modificato. Se entra dentro con i carei a fuoco fermo. Va a metano adesso. Ma anche questo con la metano, se ben che c'è Hoffman. Basta spruzzare dentro il fuoco. Ciò. Guarda, è solo. E i suoi attacchi così e porta avanti i bruciatori, perché i bruciatori era come una carrioletta, sai, oggi era con tutti quanti i iniettori, una pompa che spruzzava a intervalli, oggi era già regolata. Bisogna che domandassero la cosa. Chi c'è che sa, se non dai fuoco a fuoco fermo, che entra dentro i carei e il fuoco è sempre fermo, se non fare il giro qua e Guarda se sia tutto moderno, penso che abbia fatto, perché qua che abbiamo chiuso questo fattore qua, no altri, per forno. Perché disperde tanto combustibile, a spesa è grande, a mano d'opera, cose. Qua per esempio a fuoco fermo, so cucinare un chilo del materiale, insomma te vuoi 800 franchi, qua te ne vuoi a 3.000, ecco voglio dire, le spese del, come si dice, la quantità. Notevole tante perdite, insomma, che vuol tanta la resa, insomma, in base la resa non è ottimale. Esatto, sì. Andava bene quegli anni andai, ma adesso ultimamente quei costi che era il petrolio che costava. Che del personale, richiede più personale. Certo. Perché succedeva, per esempio, adesso parliamo così, parvena a un quintale di materiale che avevamo a 100.000 lire e che altro, perché che costava tanto denso, che costava questo, quello che altro, stato col fuoco fermo, e costava per esempio 60, costava 50. E ora più o meno non capivo a questo punto, ma le pietre, ricapitolando, le metteva 4 ore a cucinarsi le pietre, media, mattoni. Bisogna parlare col fogante adesso, sì, perché il mattone era... E cucinare adesso per esempio su un forno che tiene 13 mieli, questa qua 13 mieli, e gli mettia quasi 8 ore sul forno. Su una bocca, su una vaga, così. 8 ore. Quasi 8 ore. 13.000 pietre che stava. Prima il piniere, dopo gli dà fuoco. 13 mieli, si intende 13.000 pietre. 13.000 pere, 13.000 pere. Mi mettia quasi 8 ore. Tanto che voleva. La piera che vuoi di più perché gli era era quella più lunga, no? Poi il modellato invece come anche il coppo perché che vuoi a tempo cucinarlo, perché se vedete come li mette dentro a piera, se fai tutti così, vedi come deve essere, una qua e dopo così. Sì, è mega dito che altra volta, una specie di camino, un castello. Come che fa poi del carbone. Gli fa un castello. Sì, manca qua nafta, gli era sempre più o meno la saga del foro che entrava dentro. Poi che fa il carbone, gli fa in centro un castellotto, diciamo.
qua dentro per impissare il fuoco. Questo busa. Allora, vabbè. Mi penso che il 90% adesso bisogna che stua un attimo, che trascrive e che sente. Sempre perdite, no? Vuol dire che tutte le fornaci fino all'ultimo hanno sempre usato fornaci. Solo che aveva grosse perdite. Sarà, non so, dal 75 e del 70 che comincia a ragionare sopra i fornacciai qua. Per parlare, noi altri, che vuoi 1,5 miliardi fare sto forno nuovo, per una serata. La sera. Ma dove c'è sto schiavone? È morto adesso? No, morto, sì, il parone è morto. Ma la signora, i fiori, abita a Oriago. Oriago abita? Sì. No, a Mogliere de Guido, a Mogliere de Guido sei Ieso. Sì, proprio a Veccia. No, perché io ricordarsi i capi altre fotografie, per cui io domando. Sì, no, a Ieso dove sta? Come si chiama? Piazza Mazzini, sì. Piazza Mazzini, come si chiama? Allora, schiavo essa. Era il nome del moglie suo? Io esame essa. Essa in Schiavone. Mai vado, quasi un parente a Ieso. Sì, ma il manchi segnala che Piazza Mazzini è tutto suo adesso attorno a Maxim. Cosa c'è? Grattacielo va rosa anche che sì. Abita su uno di qui, ho capito. Che sono tante volte. No, c'è scritto là, per fortuna. Adesso siamo modernizzati per forza. Ma niente adesso allora i colori qui a scuderia. No, perché hai già fotografie, sale giochi, bar, cosa che hai No, mi interessa fotografie, io che sono stato in mezzo ai fornaci, trovi qualche fotografia adesso per questa sera? Per miseria, mi interessa. Questi giorni qua. Dopo, cosa che si può dire qua? Basta perché bisogna che devi mangiare? Fermo. Ma conta qualche episodio che a volte da Campanea, come sei stato? Guarda che bello, quasi un coso questo mi pare, quasi un monastero, un chiostro, no? A vederlo, ma quanto chiostri si fa il fresco? Ma guarda che qua, quando c'era fermo, era un paradiso, se lì è stato fatto cantina, aveva fatto una roba rustica quando... Ma qua già in funzione? Madonna, non si so altro, perché c'è fuoco, sabbia, se calda, è un disastro lavorare dentro. Quanti gradi sarà? Non so, ma era anche ultimamente quelle macchine sfornando con la macchina entrando dentro, non so cosa resiste un uomo. 45-50 gradi se ne fa? No, di più, da portarsi scarpe se sotto no qua. dentro se ne tutti a vai a testa a piedi A fare 5 minuti. a fare i 5 minuti scusate. So, da lavoro, cosa posso resistere un uomo stare dentro 10 minuti? So, sarà a 65 gradi, Dio magari. E dopo per Qua forza... se io fuori qua e tempi che sgoldavo Era impossibile resistere dentro. così. Forse era dopo dopo aver fatto il giro al fuoco, che gli uomini Dicevo, cavalli della stera e ogni fornaggio vita curta, fate è vero, qui che da fare la stera con i cavalli, morire i cavalli no, diceva così insomma una volta. E gli uomini che andiamo dentro là, noi tutti quanti siamo in dopo È duro perché bisogna sapere. Ma come ieri ha detto, ora cavalli dell'estera e uomini di fornaggio vita curta. Scusa. Perché i cavalli dell'estera ieri hanno fatica dura. Poi tirare la barca su qua sì, è contrario perché siamo su. Questa è una bella un bel detto. Cavalli è un semplice. Perché vita da cane sono dentro. Vita curta. Che a Campanea, come ieri. A Campanea, come adesso quello che hanno tirato a Campanea con il campanino. Era che non devono contare, fa così a Campanea, tic tac, e non contare sotto sola, non aveva un periodo di acqua. E capo, era qua, e non fa tirare. Tutto questa è via. Vedi che voglia di scherzare ora qualche volta? O era perché vi rompeva le scarpe sto capo? No, era lui, non diceva mai niente poi. Sì. Un vecchiotto, e voi la capesa, io, Nanni Budini. Nanni chi era il capo? Giovanni Budini. Nanni Boldin. E ce l'hai un Nanni. Sì, non Boldrin, Boldin. Boldin. Quale casale? Di Lubignano? Sì. E era compito del capo di tutta la fornasa o capo di cosa ieri? Io capo a fornare. Proprio io capo. Ma sto Villa, ora Remo Villa, capo di cosa ieri? Dopo le venuto.
Qua a Schiavon o dove? No, Remo. Primo, È il sindaco, gli ha detto che era capo Fornasa Ah, ma cosa? a lui a Capellotto. da Campaloro. E ora questi qua sono i famosi... Sì, e dove che i bocchetti che buttava sul Ah, si carbone. chiama Bocchetti. Sì, Bocchetti. bocchette, bocchette, Bocchetti o Bocchetti? bocchette. Ah, dir giusto in dialetto. Sì, sì, bocchette, non I bocchetti. bocchette. Qua ho c'è pastorto perché non so buon capirne. Questo sarebbe giusto. Se lo stampo delle fiere, cosa ieri? Mi ha detto il custode, sono andato dentro la prima volta e mi ha detto guarda c'è stampo. Era un stampo, questo. Posso mettere in fotografia. La mia unica roba che ho trovato che si mette stampo. Stampo, C'è lo stampo delle fiere. C'è fa come è vuoi. una specie, ma non è stampo. Come vuoi c'è fa. Stampo è una specie. Si vede perché i maneghetti come che hai detto mia Sì, mamma. che ne era cadeino, sa, che ne era qua. Sì, perché le galline di ferro, guarda. Ferro, de ferro, con tutti i sobrocchi. Ah, sì. Il mio non si vede come c'è parlo, no, guarda capire, può darsi che è sbagliato. Mia mamma? Non ho fatto. C'è questo qua, No. Non può essere. Oh, c'è... Avevo fatto stampo e piede come ieri. Non so se per caso il fusettai, non so per chi faceva tante Aspetta. foto per fare i possi, i possai. Capiamo battere lo stampo? Magari. Qua no. No, un po' di... insomma, bisogna che va il Capellotto, il giovane mi aveva detto hanno passato gol stampo ancora a casa. Guarda, così è ieri. Bisogna che vai a fotografare. Ora questo non si sicuro che sia stampo di fiere. No, mi... E stampo e piede è fatto così. Allora, io lo so meglio di me. Fermo? Io vedo Le famose carriole dai forni. No, no. Carioe. Bocchette, aspetta che scrivo, che non so neanche la cosa per scrivere. E lui va poi al forno generalmente sui fornage. E il penile è forno. Ah, il forno. Con Viene i... qua, copi. Scrivi, sì. La copi. Qual è? La copi. Quella è la copi, è quella più corta, più nera. Sì, perché Stava Eoni, sti qua, tu Da tabeoni con i ioni. Sì. Questa vacca è più rossa, perché da tabeoni. No, forse perché se stata veniva a bagnare da Oiva Nafta perché ne veniva a attaccarsi addosso al materiale, veniva. O se no addirittura io avevo un masteo quando ti ciappava, ti usciva dalla bocca della macchina e era a bagnare perché l'argilla non sospettasse ne avesse aderenza. Ti bagnava prima di mettere in forno. Prima di ciappare, perché con queste qua mi metteva il materiale in forno, veniva il materiale umido appena usciva dalla mattoniera, il modellato. Ah, serviva per il modellato? Veniva messo solo i terrini dopo il legno con... Allora come cosa serviva queste qua? Non per il piede, No, non per il mattone. no, il mattone veniva sempre ciappato a mano perché sì. Questi sono forconi per il modellato. Esatto. Il modellato cioè si intende forati. Forati, coppi, Tavè. vari tipi, No, tavè, no, sì, tavè non è moderato, tavè è pieretta più piccola, non fa parte del moderato. Il moderato fa parte la sia. piena attraverso. Va bene, meglio piede, allora sì. Ho capito. Quindi insomma per... Io quello nero... Questo qua perché gli era fatto così curvo che ciappava il copo Quello nero direttamente. se la copi, quello piccolo. E altri invece da forato da... no, forato legale. Sì, non so, forate, sì, perché sai, i urbis, i foratini, Da la 80 otto, la ce ne sire, che ne da erano vari mezzo, tipi da di 80, da moderato. 60, da 50 di qui. Da metro. Da E metro. allora, ma questi qua venivano a cucinare queste foratine sempre dentro al Sempre forno? dentro. Sempre dentro. E perché che serviva poi a... Ma ciappare da macchina che E fuori. mi dica io come ti faccio fare un... perché quando che usciva la mattoniera, questo qua, sta La roba qua, mattoniera. ma questo Questa qua è non la era della fatto a macchina. mano, i forati non era fatti a mano, veniva fatti già con macchinaria. Forati quindi della roba già più moderna. Esatto. Lo stampo. Da di qua, i forti. Questa è una roba che si veniva fuori più moderna, quando che si veniva fuori le mattoniere, che spingeva fuori dalla filiera il materiale, metteva davanti i vari stampi, dopo vi era una coclea che spingeva la terra, Visto, veniva fuori come un pastone liscio e era una taglierina che lo tagliava. Anche le prime volte che non vi era le taglierine li tagliava a mano
con delle robe rudimentali, per esempio con delle taglierine, Tagliato però che era sempre materiale perché era impossibile fare una roba da 1 metro, fare una roba più moderna. E siccome che gli ciappava sto coso, ora che era 4 persone che ciappava queste robe, o 2 conforme perché... 4, sempre 4. Io 4 si persone ciappava per qua- fare cosa? Via. Ma ci fa un forcone in mano. Guarda, sì, uno per uomo gliene via. Ah, La macchina da fuori, velocemente ma crudo, si ragiona di crudo. Sì, guarda. sì, crudo. Era dei... E dopo per tirare fuori il cotto invece, per tirare fuori il cotto. Una volta che gli era cotto, o anche poi gli era assiccato dall'umidità che diventava secco, se poteva prenderlo in mano. Ciò. Tanto quando veniva fuori, che era E dopo veniva ciappato, e veniva Ma guarda, ciappato. questo qua cosa serve? Può posarlo su per... No, perché siccome che c'è fatica a tenerlo qua mano, col manico qua, che aveva l'appoggio anche qua, veniva ciappato così. Perché dopo, anche là, c'era persone che erano confiantino, gli metteva tutti quanti, metteva pratici, perché doveva ciappare così, e appoggiarlo su un tellerino di legno. Ma senza ulteriori manico, con un semplice cosita come cagliera o che zontavi un manico? No, come così, Così, come così, fatto per averlo comodo in mano, perché uno ciappava. Vuoi anche una certa forza che vuoi penso Dio. o no? Un'ora e mezza si metteva via. Quanto? Noi altri che ciappavamo, Un'ora e mezza con un'ora e mezza. Dopo De che era il turno. cambio. De turno. Perché non te resistevi più? No, che esiste. E pesa. È 1 metro di questa. Un forcone cosita. È 1 metro di questa. Era col materiale. Quante foratoni, no, forate che stava mettiamo sopra? Taveoni. Taveoni. Uno, sempre ogni forca che era di varie lunghezze, perché se gli era da 40 gli era curto così, se gli era da 80 gli era doppio, se gli era da metro è così. È 1 metro. Ah, ma vedi, era forate da 1 metro? Questo è... Sì. Ah, dove? E questo, E quanto peserà? 20 kg, 10 kg, 1 kg, 3, non pesa tanto. Moglie, non so, peserà 25-30 kg. Come muoio? Pesa più di 20 kg. Quelli fuori da... Sì, da mattoniera. mattoniera. Pesa più di 20 kg. Proprio io più di un'ora non resistevi. Un'ora e mezza resistiva. E gli erano in 4 qua, che c'è Quello fatto che non più. capisco, memoria, scrivo guardo sempre. Pare, Qua si dai forse 0 versa. E poi dai, queste qua cos'è così piccole? Bisogna piccare. Sì, se piccare per da 0 versa. Cosa serino? Forche lo stesso le parti era. Sì, ma voi vedete come che era fatto perché... Sì, è sempre bene. Perché che c'era vari tipi di... Queste qua. da cose. Cosa era queste forche? No, facciamo mai forche qui. Perché non ho mai visto io. Un manetto così piccolo, ma io avevo cavallo. Già se ricordarsi che Gregori era specialista in piastrelle. Ecco, Ceramica. Sì, che ne erano anche così, perché i forati che ne erano un'infinità una volta di qualità, non c'è a 2 fori, a 3 fori, a 4 fori, lunghe 25, lunghe... Aspetta che mi sono smettere di scriverli i vari nomi dei forconi, non mi ripeto adesso. Da qua ho scritto, perché sennò ho perso il... Allora, ma tu visto ieri quello stampo? Qui che sono miei stampi, forse no. No, ho trovato dentro l'anno, ho visto fosse un stampo da Piero, lo dico. Stampo a Sami. È stampo da Piere, è fatto così con i 4 cosi, ma i sartà così e sartà, i ciapà uno qua e uno qua, perché sennò se ciapà in mano non era buono i ciapà lì. I sartà sempre triangoli, i sartà così. Qua, non capisco, sì, queste qua è ora... Caglione. Caglione che non ho scritto. Ecco, questi qua erano detto, cosa scrivo? Forconi ora? O forche? Ma va, dice mai forche o forconi? Forche. Forche. Sì, non forconi, forconi non qui che mette sul sveglio sul carro. Per materiale Forche. Per? Per materiale modellato. e nomi. So, Urdis ora che chiamava, dopo cosa chiamavi? Foratine. Marino, cosa che chiamavi? Ah, come? Qua, foratino. Urdis. 11, dopo che sei fuori. Ma cosa è questo Urdis? Seria un Un forato forato. che serviva a 4 fori, no? Era. Sì, di varie lunghezze, non so, partiva da 50, 80, 1 metro, che serviva per i coperti delle case, no? Guardi, e qui avanti male si Non era più leggero e questo non era più comodo.
La travo a travo, ora che quando che te lavori con i travi c'è molto. Questo è forche in legno. È una noto, E ora questa qua ha sempre forche in legno per modellato, manico corto se è suo, per andare bene a cepparlo insomma. Sì, sì, per comodità insomma, anche qua addirittura io che ne sei anche fatti differenti, sai, non mi è sempre qui maniche così. E ne uno di quel ferro pare sola. Sì. Addirittura li ceppava così quando che era qui da metro, perché ragiona si stufava. che era delle persone che era abbastanza in gamba, infila dentro senza toccare il forato e rovinarlo. Era persone specializzate, vecchi fornacciai, insomma, da ciappare sta forca 1 metro, infilarla dentro nel pastone che viene avanti. E dopo ciapparlo ancora senza deformarlo, sa, perché delle volte ti si spiega, ti si de qua. No, è vero, era 3-4 insomma in fornata che faceva che lavoro, se dava il cambio un'ora per un'ora e mezza si fa. Ma voi bisogna farsi ora se è vostro, visto che questa è che forca non adesso, perché sì, un giorno veniamo a perché farla. tenerla così 1 metro, che è un peso enorme, non riga che aveva fatta era. E ora gli ha fatto una forca così, ha fatto. Questa qua i denti no. Dai. Ecco così, si va quasi i denti, ecco così, fermo, ecco. E qua così, è il dritto qua no, che si ciappa a forca. E dopo un altro di sopra. Così, così, dai, così, asè così, ecco, questa è la forca, con mani. L'Urdis, quella dell'Urdis è la prima volta che ho sentito. Queste qua insomma non sapevi dirmi delle cose che No, sono perché forse sarà per piastrelle, aspetta che metto. Forse. O no, può essere per piastrelle. Perché anche tante fornace faceva i stessi materiali, che aveva specializzazioni tipi. No, Gregorio dice tutto uso, io ho tutti ancora i stampi. Sì, non vedo, forse tipi del materiale che noi altri non. Allora, questi da bisogna fuori. Vabbè, Dopo però non dire. che bella Come grande. tornato bene di barcari, grande hanno facciato. Ci da fa anche questa grande. Guarda, gli assiti conosci tutti. E questa è quella della zia Miriam. Questa è qua. Zio Bastiano, Le Bastiane, adesso che i Silvestrini, sì? i mostacci i Silvestrini. Tutte e 3 fornali. Ma ieri dentro in fornace, insomma, mi convinto che fossi andati sono osteria. No. E ora come mai che venga. Come mai che venga fatto questa festa? A Come casa mai le è fatto? schiavone, anche qui a casa. Ma mi conta questa festa? Cosa è? In che occasione si questa festa? Sì, cosa che chiamavi? Perché Suaio. gli faceva festa perché ogni anno è il parone che pagava una sina. E ora si radunava di tutte le fornase che è schiavone, una a Portogaro, una a Oriago, una a Padova. E ora veniva e faceva. Che giornata ieri? Ma guarda che era l'usanza di ogni fornace quando chi chiudeva, quello era lavoro stagionale, di fare a cena agli operai. Alla fine della stagione. Alla fine della Ma stagione. qua era la fine della stagione. Perché era offrita dal parone. Ho capito, ora era la tradizione ogni fine stagione, insomma, alla fine di ogni stagione. Sì. Cioè in settembre, insomma, Sì. ottobre. No, ottobre, anche a novembre si portava di Ma li vedo tutti in tenuta estiva là. Ma forse sarà un modo particolare qua, perché aveva fatto un raduno particolare di tutte e 3, ma ogni fornasa sicuramente, ogni anno la faceva verso ai morti, Gli faceva in mezzo alla fornata, con Chi parlava? Cosa è il menù? Se la sta a settembre, ottobre, sa quando. Pasta asciutta, maio. E poi settembre che sì, ma mi dice cosa che mangiavi, cosa pareggiava questa parola? Tutto. Come di tutto? Formaio, pasta asciutta. Antipasto. Ieri antipasto. No, antipasto mi era. Pasta asciutta che tipo pasta asciutta ieri? Proprio pensavo. Subbioti, Pasta asciutta. Subbioti con che ragù? Cosa era qua? Coniccio? Era una baffaglia e oria che faceva. Qua era noi, dopo gli faceva formaio, mi faceva mia roba rosta, roba così. Sai, una pezza di formaio, perché era formaio.
dopo i consasata sono una pignata alta così qui in mano, qui i bracci in brendo, gli remenà. Chi era questa? Boccia Rosina era lì una volta. Dice mamma tante Il volte. formaio gli era dopo che cammini che era- qualche volta chi tagliava, chi faceva il formaio. Perché aiutavi anche altri, no? E stai morando avanti. E io come la devo rifornare avanti, per quello sono tante Sì, robe. voi perché facevi parte Le case dei lavoranti, di quei famosi che aveva sto banco ora. No, no. No. Ma siccome che il marito l'abitava la vicina Fornaia, era fiduciario, era un fetisti male, i paroli, e ora io gli avevo dato l'abitazione a vicino. Era permanente, giorno e notte sempre a disposizione. Mai ferie. Sì, Ferie. ecco. Ma Cioè, insomma, E ora cosa vuoi? Manca il mogliere, i fiori era a disposizione del paronco, o per tenere a Tosatello, o per andare a fare poesie o a vari niscioi, era sempre tutta la famiglia, era sempre. Sì, sempre sì. Perché sennò ora che era il famoso dito, ciao, poi il cupo, perché mi pagava l'affitto, poi il cupo bisognava cagarsi, ciao. il coppo. Così. Ma ascolta, insomma, ora Stubiotti, quando si ricorda il menù tipico nogagliaro, Noi La era pasta asciutta era di sicuro perché ne Subito. avevo fatto 2 o 3 pasta asciutta, chi faceva il penente, pene anche la seconda volta abbiamo fatto solo dopo oro, sì, faceva anche carne, che era gas o Dopo sì, carne, scusi, dopo ma più quei tempi avanti. là, a quei tempi là io so. Avevo mangiato il capretto, ti ricordo Sì, poi. ma, Sì, ma ma no, chi ma tempi chi una tempi volta proprio primi, in cosa principio, faceva? il formaio, sai Visto anche il che robe camion, ha. che anno sarà stato? 50 qua? Sì, 50. 1950, 52, 55, non 60. No, 55 no e non era. No. Prima? Prima appena finiva la guerra, Che a casa Perché qua era così come se bella, mi sta a allora. sposare? Sì. Sì. Qua, Sempre stata bella a casa là. appena dopo la guerra questo. Qua, che anno sarà Ieri tu stato? sposai, non credo mia. sì, era Sì. sì. E ora che anno era? 50. Fai conto. Cioè, me si è sposata in 40. Sì? 45? Bisogna che tu da te a picchi a schiavone. 45. Molto vita. Qui è già Mugerta Schiavone, ora. E poi è qua. È il papà del Villa, poi Cassetta 1988 02B. Era che suonava la fisarmonica perché gli era pieno di luci che venivano da dentro. Aspetta Rino, tirate un c'è e sei così è Come adesso iniziavi a portare via terra? Prima facevi a A desquerta. cosa vuol dire a A desquerta? desquerta. Tira via guarda la roba che vede sola. Come qua era Mamma. cane, qua era cane del Satur come fa? Tremo via E dove mettevi? Tengo dentro sta cava perché prima si fa a cava, dopo si butta dentro. Come a cava? Prima cava si faceva senza fare la desquerta. E dove buttavi il primo tocchettino di desquerta adesso? Vedi, Portai via tutto? portiamo via. A seconda invece fai la squerda Ah, va via. e buttiamo dentro di cava. La prima cava, quanto larga ieri ora? 4 metri. Ah, perché andavi avanti a tocchi di 4 metri? 4 metri. Come? 4 metri di adesso. E 4 metri di larghezza, lungo tutto il Ah, campo? tu da capo. Tutto il campo. Tu da capo. Larghi 4 metri, sempre, in fila di 4 metri. Ragazzi, Quanti uomini sì, lavoravano su sì. 4 metri? 3 uomini, 4? Quanti che stavano? Ma stivale? No, ma su 4 metri, come vi mettevi? Uno di un mande che altro? Adesso, questa qua... Ah, perché adesso mi si lei. Ciao. Qua si vede. Ah, ecco. Adesso si vede bene. Ma qua non si vede 4 metri però, io devo far cosa qua. Così. Qua gli ha 2 metri e mezzo qua. Ma anche se ancora i video si drio a ma buttare allora- via e besura era. Qua sei su tu come fai? No, è vide. Si vede. Qua combina Sì, se turco si è. ecco, ma quello vuoi dire, ora, sta squerda quando? E ora questa qua, te fai un guano. 30 centimetri, diciamo 30 centimetri sono 20. Da qua a buttare dentro il parea. Dove ti che vedi a cavare? Che è una che l'ho trovata. Ah, no, ho capito. Te di carei. Ma già dei casi. E dopo tirai i rotai. Ma però non ne vedo 4 metri quelli da qua a qua. E c'è 4 metri. Di 4 metri. Sì, sì. E le gambe da una parte e dall'altra. Eh, No, vedi, le gambe. Perché, ma perché sì, ancora devi fare di squerta? Ah, Ora devi è. fare la desperta. sei venuto che viene avanti da io.
Ah, Lì ecco. avanti. Però mi posso dire che se Dio farà desperta, però. No, ecco, allora come... Che a terra vorrei adesso che travaglia. Era Ise tutta la roba. L'erba, Ise tutta... Era Iso, era il piccolo. Cosa? Col Anni sempre. marito, sì. Iso. Sì, la varietà, che gamba. Giovanni, ti ricordi, Giovanni? Ah sì, guarda che Ah, terra è dura, la terra è dura. ma non avevi Perché anche so anche era a l'unica avere il tocchito di appunto e avanga su. Ah, e basta. Non avevi sotto. Certe volte. Lo avevi anche a Sanca sul coso, sul vanghetto. Ah. Lo avevi a Sanca sul vanghetto. Sì, quando si contasse, Come a Santa? non andiamo solo. Dopo del vanghetto metti un tocco di ferro così che ora i fracà di pi. Ma non ho mai visto Col la piede. Sivanghetti No, là. su questi qua no. No? Non Ma andiamo su solo. che altri gli che brio cos'altro. Prova, prova a vedere, neanche a uno, non so che ha. Mi Sì, pare che adesso dai, io stia. figa da averla. Ti ricordi E hai anche al picco mi fa. Tu diventi. Che altra, sai, che altra pivanti ha, quello che l'uomo, che dopo di sera ha. Direi che è stordita. Perché non era una manga, era normale, ma aveva Una un sacca. appoggio appositamente. Ma lei dal Poi piede. era su quelli che faceva Io mettevi sopra e ora Sì, sopra. sopra la manga, ciappata E al mano. su quelli che faceva baruffa, però a fare. Continua a dire, ma... Porca che sei parlato io, che sei ogni oro che sconde. Così? Sì, così. Lo vedo chi ha la Ah, Questo qua. la Sanca in ferro, era in ferro. E ieri Ah, attaccava... c'è che l'ha fatta. C'è o l'ha fatta. Ma Io ieri la fatta a attaccava... Sanga e si parla di qua. Ieri attaccava... Ah, che È un supplemento a parte questo qua. A parte, non Sì, attaccava... No, 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 no. no. E ora veniva applicato, che aveva una forchina che si batteva su qua e veniva incastrato il tubo qua. E ora viene in incastrato faccia la- Il battuto E più dopo veniva chiuso con delle vide su No, no, solamente battuto che aveva una puntina che entrava tra il legno e il tubo così, la puntina. E riuscivo a stare... Cosa Sì, sì. far caso? Andava sempre più dentro. Non si muoveva Perché dentro. era piede manico. no, non sai cosa, Cioè, non restava. aveva bisogno di ciò di No, non aveva bisogno di niente, ultimamente si dava un puntellino di saldatura, ma gli era fatto perché poteva essere messo senza... Perché ora il caricare, non si è più presto caricare. Quando che mettevamo il baino si rompeva, Sì, si cavava. Si cavava via perché guarda che questo qua si consumai e poi restava con baietti così, sono dei... E ogni tanto si limava, no? Esatto. Si limava. Sul lavoro stesso limavi il baino. Che io sempre era in Madrid. Come che quelli che taglia l'erba al coer? No, sì o no, che avevi da Dio, no? No, il ladrillo si metteva in parte, chi era da usare per cos'altro. Tanto passavi anche qualche secondo di riposo. Ah, sì, E dopo neanche era- spese case. Non aveva tempo di riposare. Per quello che metteva che la Non pane, aveva neanche tempo a fare i suoi bisogni, ora Eh. via. Mai tempo andare... Ma neanche andare al cesso. Niente, appunto. Niente, di volte si faceva il moloso. Non credo. No. Macchinasse via dritti. Vabbè, stuvemo... Quanti bottiglioni bevevi su chi campi? Mario Silvia beve davvero? Ed è sempre stato i lavoratori del Sempre a fianco, solo che era a fianco, non è mio. Infatti è una roba rotonda, ma che roba sei? una fianca a 5 litri qui Senza paia. e la fianca lì. Perché ogni oro in braccio. Forse era cavalli dell'estera. Che oro di porrata. E anche il vin che contribuissi a una famiglia proprio tanto bene, bene tanto, così. Sì, era di Mangiare poco, guarda. Solo che era lì che metteva su una strada, si sono tutti quanti a capo. Tutti, neanche uno. un lavoro tremendo, insomma. Cioè, ho detto, come sta... Beh, riesce a stare rari i fornaseri che non beveva vino. Rarissimi. No, cosa questa storia? Ma sui campi ancora il potere resistere, ma qui là sui Sì. comuni qua se mi beveva e moria no. Ma per me per me che bere vino e far passare forse o no? No, Si no, dà un fiato poco. Ma che vin da chi navi torna il vin qua ad esempio? per casa
Fai caso. Digli che non bastava neanche a stipendio per certa gente, ma non bastava neanche che si pagava per pagare il conto dei vighi per era. L'osteria, era un'osteria qua fuori della Adesso la fornace. tira via. Questo qua è il primo che era qua, no? Eh. Che a noi bastava mia, tutto quanto a quindicena a settimana, quello che era, insomma, chi fa. Fa capoto. Vai bene. Tutti i quartini, carreghette gli faceva, finava in debito, Come carichete, cosa intendi? e gli faceva Un un quarto, gli faceva un 4 così. Era usanze qua dell'osteria. E te vedevi, era messo in vista che tutti vedessero, se noi avevamo un libro, e se no su Panatoia, se scansie, era Tony, aveva una strigua e quarti così. Cioè ogni quarto chi beveva erano 4 segnali. La Se non lo carreghetta se non lo pagava. non lo pagava. Non lo Pagava pagava, alla fine. E ora quando che tirava a quindicena e scanciava una scianta perché ne restava ancora strighe da attaccare, non gli sia mai. E casa? E casa portava a casa e qualcosa e pagava mezzo gli pagava e avanti così. Debito ed era la verità perché mi ricordo ancora appena Pochi si era fatto una casa. Ora nessuno. Nessuno si O tutte che piere che avevamo in casa niente? No. Ma da tutte Venezia ai piedi. E da tutte Venezia, non gli ha fatto il ponte di Venezia qua a Fornata a Schiavo. Ah sì? Che a volta gli ha scelto i piedi della Fornata a Schiavo. tutti che contribuiscono a Fornase qua del SIDA. Tutte ora, non so che Sì, ma è Andava meglio, per rotto. Ma questa qua è stata ma è meglio di tutte questa gli qua era altri faccia vista di stare per assai il piede, proprio faccia vista per L'avevi il marchio? Era sì. scritto Sì, Schiavone. sì. Dove noi avevi una piera col marchio Schiavone? Neanche una, Che va a fare la No, fotografia? non è neanche una rino. Magari restai a Fornasa, sì. Poi mandi il CEO, veda, che andiamo a fare una fotografia. Vuoi vedere missa fuori? No, No, non noi mi no, venne un no. giorno me. Non mi ha Dai, detto. dai, trovare? No, perché non è- Qua, No, vedi, Vedo Bruno, te ne dici? non è neanche una. No, ma bisogna, possibile che non ne sia neanche una qua E fanno Fornasa. capire perché aveva, Si aveva sto aveva il marchio. marchio Fornaci Schiavone. Bisogna trovarne una. Io lo facevo anche fin sul modeato perché era una rodetta che correva, poi veniva fuori il pastone, era la rodetta che correva del bronzo. sono modeato, E ora troverai sicuro, adesso va a tornare in sera un poco. Vero? Sì, Adesso volate mi ci metto la via questo. driva fuori. Qua chissà che capisce perché si era fermato. un mostro. Non so perché, sai, la dice mai, non Insomma, io ne avevo visto tante, ma cosa ho avuto queste robe che non ti Non hai mai sai che- preso, non ti hai non so, fatto cose- compagno sì, sì, che sì. cazzo idea.